Carboni e Atletico Uri si contendono il primo trofeo della stagione del calcio sardo. Oggi si stabilisce chi potrà succedere alla Nuorese nell'albo d'oro della competizione e continuare a sognare l'approdo in Serie D attraverso la fase nazionale. Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio dal centro federale Tino Carta di Oristano. È una grandissima sfida questa, perché ricordiamo, nessuna delle due squadre ha mai vinto il trofeo. Questo un altro bell'ingrediente che regalerà sicuramente grande spettacolo. Una gran bella cornice di pubblico qui a Sarodia, un impianto davvero tenuto in maniera molto attenta da parte della federazione regionale Sardegna. Maledizione in Coppa Italia, potremmo dire, questo è l'argomento del match. Il Carbonia torna infatti al lato finale di questa competizione dopo ben 10 anni esatti. Nel 2010 infatti sotto la guida di Graziano Mannu, ricorderete, oggi attuale tecnico della Palma, perse ai rigori 5-4 alla finale contro il Porto Torres di Sebastiano Pilla e Alessandro Frau, che poi venne promosso in Serie D. Non solo, negli ultimi anni Carbonia ha perso sempre a rigori anche due finali della Coppa Italia di promozione, la prima nel 2016 contro il Bosa, la seconda nel 2018 contro la Dorgalese. In entrambi i casi in panchina c'era l'attuale mister Andrea Marongiu, tornata a Carbonia quest'anno dopo una breve parentesi di qualche mese alla Monteponi Iglesias. Non è andata meglio l'Atletico Uri, che alla sua terza finale negli ultimi 4 anni, e nelle due precedenti ha perso contro Tortolì per 2-1 e Tonara per 1-0. Ad attendere una di queste due formazioni, quella che vincerà, c'è la squadra che ha vinto la Coppa Italia regionale del Lazio, ovvero il Real Monterotondo Scalo, che ha battuto 2-1 il Villalba Ocres Moca nella finale di Ladispoli. Carbonia è primo in classifica per quanto riguarda il campionato di eccellenze, dunque aperta anche la finestra del campionato per provare a riassaporare il palcoscenico del calcio nazionale dopo un'attesa, pensate, di ben 30 anni. Ultimo campionato interregionale datato 1989-90, al termine del quale la società fallì e fu costretta a ripartire dalla terza categoria. Atletico Uri invece veleggia ai margini della zona playoff, spera in qualche modo di ripercorrere, ricorderete anch'esse le orme della Nusei, che nel 2015 guadagnò la promozione in Serie D proprio grazie al cammino della Coppa Italia in eccellenza, mentre in campionato si qualificò al quinto posto. Uri che ha superato negli ottavi di finale l'Ossege, sconfitta per 1-0 e vittoria per 4-3, nei quarti il Bosa con una bella doppia vittoria per 3-0 e in semifinale la Nuorese, vittoria 2-1 e pareggio 2-2. Tutto è pronto sul manto erboso del centro federale di Sarodie. Allora noi posizioniamo il nostro cronometro, diamo anche lettura delle formazioni. Carbonia che si schiera con il consueto 4-3-3, in porta abbiamo Antonio Fortuna, i difensori centrali sono Federico Boi e Luigi Pinna. Intanto è partita la sfida, sempre in difesa sul fronte sinistro abbiamo Fabio Mastino, terzino destro invece Gioele Zedda. A centrocampo a supportare capitano Marcello Angeleddu abbiamo Mattia Cordeddu. E poi ancora centrocampista di sinistra Stefano De Murtas e centrocampista di destra, lo andiamo a cercare, è Mattia Cordeddu, l'abbiamo già detto. Alessio Figos, Sariang Kassam e Giuseppe Meloni completano il roster a disposizione di mister Andrea Marongiu sul fronte d'attacco. Per l'Atletico Uri il consueto 4-4-2 con Salvatore Pitalis in porta, Alessandro Pinna, Gavino Olmetto, Simone Cardone e Alessio Fadda in difesa. I due centrocampisti centrali sono Nicola Sane e Luca Tedde, centrocampista di destra Fabio Mura, esterno di sinistra Alessandro Uleri, attacco tutto sui piedi e sul peso di Luca Scognamile e soprattutto di Simone Calaresu. A disposizione per il Carbonia Marco Rubiani, Matteo Saias, Fabio Biccheddu, Nicola Serra, Luca Orgiana, Daniele Contu, Cristian Muscat, Diego Pinna e Keva Zama. Dall'altra parte a disposizione per l'Atletico Uri abbiamo Gabriele Margomini, Giuseppe Daga, Ivan Corraduzza, Luciano Carboni, Antonio Vargiu, Davide Libi, Giacomo Fantasia, Marco Carboni e Giovanni Cucchi. Il mister è Massimiliano Pava. Abbiamo anche dato per dovere di cronaca i protagonisti di questa sfida che ricordiamo secondo il regolamento deve per forza concludersi con una squadra vincitrice, dunque al termine dei 90 minuti di gioco ci saranno i tempi supplementari e poi gli eventuali calci di rigore. Diamo uno sguardo intanto al nostro cronometro, quando sono passati neanche 2 minuti di lancetta è fermo sullo 0-0 e lui adesso che attacca dalla nostra sinistra verso la nostra destra Enrico
weekend questo di Directa Sport, unico palinsesto, pensate addirittura 13:20, con tanto calcio che vi racconteremo con le nostre prime visioni. Oggi state seguendo qui alle 21 sui nostri canali social la sfida tra Carbonia e Atletico Uri, domani vi racconteremo anche la sfida di un'altra grandissima gloriosa società, la Tarros, racconteremo ancora la Villa Cidrese e poi faremo una nuova incursione nel campionato di promozione con la sfida tra Stintino e Lanteri. Non solo calcio, anche futsal, con l'eccellenza del futsal femminile, con la sfida tra FFC Cagliari e VIP Tombolo. Vi racconteremo tutto come di consueto il basket femminile, le sfide delle due Cagliaritane, Cus Cagliari e San Salvatore Selargio, su un altro gran derby di futsal nella Serie 2 femminile, quello tra Mediterranea Cagliari e Jasna Gora Cagliari. Insomma, c'è davvero tanto e di più per l'esercito dei dilettanti del weekend regionale sardo. Intanto cala il silenzio, c'è grande attenzione qua sul prato di Sarodia, e allora accendiamo i riflettori su questa finale regionale di Coppa Italia con l'attacco da parte del Carbonia, il tentativo da parte del numero 10 del Carbonia. Prendiamo anche un po' di dimestichezza con quelli che sono i protagonisti in campo. Lo abbiamo riconosciuto, è Sariang Kassama, che col suo mancino prova dunque, come avete visto in precedenza, la prima incursione. 3 minuti e 4, 0-0 ancora il risultato. Si riparte dunque da un calcio di rinvio affidato al portiere dell'Atletico Uri, Salvatore Pittalis. E invece no, si riparte dai piedi del centrale Simone Cardone, tentativo di lancio lungo in mezzo all'area, pronto però la respinta da parte della difesa del Carbonia, recupera però ancora una volta l'Uri e poi salva l'estremo difensore del Carbonia. Si tratta di Antonio Fortuna. Praticamente tutto il mondo del calcio dilettantistico presente qua sugli spalti di Sarodia. Riconosciamo un po' anche tutti i protagonisti degli schermi di Directa Sport. Ringraziamo e salutiamo anche il mister del Pirri, Albertino Melis. Insomma, questa è una gara alla quale non si poteva mancare. E abbiamo anche il DS, sempre del Pirri, un'altra squadra che sta facendo tanto bene nel campionato di seconda categoria, Stefano Siddi. Intanto siamo al minuto quinto del primo tempo, 0-0 ancora il risultato, fasi di studio da una parte e dall'altra. Incursione di Calaresu qua sulla destra, che non riesce poi ad andare via, lo vedete con la vistosa maschera. Simone Calaresu, fase di studio, non c'è granché in questa fase iniziale del match. Siamo al minuto sesto del primo tempo, 0-0 il risultato. Si ripartirà dunque con una rimessa dal fondo affidata all'estremo difensore del Carbonia, Antonio Fortuna. L'Atletico Uri che è sesto in classifica con ben 33 punti, a meno 2 dalla Ferrini, che al momento occupa l'ultima posizione utile per agganciare i playoff. L'Atletico Uri che domenica scorsa ha visto interrompersi al Comunale di Monastir un'incredibile striscia, pensate, di 7 vittorie consecutive, che ha permesso alla squadra di passare nel giro di un mese e mezzo dalla zona play-out alla zona playoff. Difende molto bene qua Gioele Zedda, che poi riparte. Toccato duro da parte del numero 7 Fabio Muri. Arriva anche la prima ammonizione del match, che andiamo a registrare al minuto 5:48. Dunque prima ammonizione per l'Atletico Uri. Calcio di punizione affidato come sempre a capitan Marcello Angeleddu. Ecco la punizione di Angeleddu che mette in mezzo. E qui rischia in maniera abbastanza importante l'Atletico Uri, un difetto di controllo da parte della difesa della formazione di Massimiliano Pava. Bella acrobazia anche da parte di Sariang Kassama, nulla di fatto però, controllo agevole da parte del portiere dell'Atletico Uri, Salvatore Pittalis.
Ancora Carbonia in fase di costruzione, il lancio a cercare il numero 9 Alessio Figos, che poi scarica sulla destra, pallone però che finisce fuori a lato. Si ripartirà con una rimessa laterale per la formazione che veste la consueta casacca nero-rosso-gialla, in realtà in costante crescita, quella dell'Atletico Uri, nel panorama del calcio regionale, che in pochi anni ha saputo davvero crescere in maniera esponenziale. Terzo posto nella stagione d'esordio, trascinata, ricorderete, dai reti di Borrozzu, poi sconfitta playoff con San Teodoro, sesto posto nel 2016-2017, secondo posto, e poi altra sconfitta nella finale playoff di Sorso contro la Torres. Ancora poco da raccontare, si gioca soprattutto al centro del campo con l'Atletico Uri che prova ad avanzare un po' il proprio baricentro, pallone che viene messo in mezzo ancora a cercare il numero 7 Fabio Mura, che riesce a colpire. C'era però una posizione di offside, così ci è sembrato, rilevata da parte dei direttori di gara, che ricordiamo sono i signori Alberto Enrico Argiolas di Cagliari, coadiuvato dai signori Riccardo Loi di Oristano e Matteo Lacconi di Cagliari. Questa è la terna tutta campidanese scelta per questa sfida, campidanese con l'ingresso di Riccardo Loi di Oristano, scelta per questa sfida tra sud e nord dell'isola. Ancora un rinvio da parte dell'Atletico del Carbonia, scusate, con Fortuna, pallone che arriva al centro del campo, riesce a mettere giù molto bene il numero 10 Alessandro Uleri, che poi riesce ancora a scaricare per il numero 9 Scognamiglio. Si gioca ancora nel breve sia da una parte che dall'altra, Scognamiglio ha il problema di girarci, riesce a farlo molto bene, riesce anche a mettere in mezzo questo bel pallone, non c'è però nessun compagno di squadra. Insomma, andiamo a segnalare questa bella incursione sulla sinistra da parte di Luca Scognamiglio al minuto 8:52 del primo tempo. Dunque prova pian pianino ad affacciarsi l'Atletico Uri e il Carbonia però, che adesso può ripartire con la rimessa laterale. Ancora Uri però in possesso con Luca Tedde, da respiro la manovra sulla sinistra a favore di Gavino Olmetto, che mette ancora in mezzo un altro bel pallone, qua però è troppo lungo, arriva direttamente nelle mani del portiere Antonio Fortuna. Dice Uri un pizzico più propositivo in questi ultimi istanti, però nessun pericolo per il portiere della formazione sulcitana. Carbonia che può ripartire ancora dai piedi di Federico Boi, sono lui insieme a Luigi Pinna la coppia dei centrali di grande valore per la formazione del Carbonia. Ricorderete, dopo la fusione estiva con il Samassi ha permesso di riguadagnare la Serie A sarda, parlo ovviamente del Carbonia che punta apertamente non solo alla Serie D ma addirittura all'ingresso tra i professionisti, concetto questo che ha ribadito più volte anche in una recente intervista il direttore generale Stefano Canu. Carbonia che adesso recupera ancora questo pallone con Sariang Kassama, però più deciso Simone Calaresu, prova ad andare via giù sulla destra, però Kassama si oppone e dunque arriva anche se non mi sbaglio, il secondo corner per la formazione di Uri. Se ne incarica il numero 8 Luca Tedde. Ecco il cross di Tedde, il colpo di testa decisamente convinto da parte di Alessio Fadda, che svetta più di tutti, pallone però che si spegne a circa un metro e mezzo alla sinistra della porta, difesa da Antonio Fortuna. Se possiamo ribadire in qualche modo il concetto, ai punti è certamente un Uri più convinto in questa fase iniziale, che sta costruendo qualcosa di più. Carbonia che sembra prendere un po' le misure a un avversario che, ricordiamo, è in gran forma, con una striscia, a parte l'ultima sconfitta di Monastir, di ben 7 vittorie consecutive nell'ultimo mese e mezzo. Ancora tanto gioco per vie aeree, qua rilevato un intervento irregolare da parte della difesa del Carbonia, non è d'accordo capitano Angeleddu, e allora arriva il primo richiamo da parte del direttore di gara al capitano della formazione sulcitana. Clima estremamente gradevole qui a Serodia.
debole vento, ma che non crea problemi né ai giocatori in campo né ai numerosi appassionati presenti sugli spalti e anche i supporter del Carbonia, che hanno costruito una gran bella coreografia. Intanto fa scivolare fuori dal terreno di gioco il numero 7 Fabio Mura. Allora, quando siamo giunti al minuto 13esimo, ancora 0-0 qui, finale di Coppa Italia regionale di eccellenza tra Atletico Uri e Carbonia, a caccia entrambe di un pass per la fase nazionale che potrebbe aprire le porte al campionato di Serie D, che sarebbe storia per entrambe, anche se il Carbonia in passato ha vissuto fasti decisamente più importanti. Ancora un intervento che viene fischiato contro la difesa del Carbonia, questa volta è Luigi Pinna. A terra ben 2 giocatori dell'Atletico Uri ed è ancora Luca Tedde a posizionare la palla e a incaricarsi di questo calcio di punizione, pallone che verrà presumibilmente messo ancora una volta in mezzo all'area. Eccola la punizione di Tedde, pallone che viene messo in mezzo, anche un po' pericoloso, non riesce ad arrivare nessuno su questa palla. Ancora una volta attento Fortuna nel recupero della palla e nel lancio in serie di impostazione ai compagni di squadra. Ancora si riparte dai piedi di Fortuna. Luigi Pinna ancora per vie orizzontali, il Carbonia che solo adesso prova a verticalizzare, lo fa in realtà in una zona del campo dove sono più giocatori con la maglia dell'Uri. Pallone che viene rilanciato proprio dalla difesa dell'Uri e qua è ottimo il controllo da parte della formazione dell'Uri. Arriva il gol del Carbonia con questo gran cross, questo colpo di testa da parte dovrebbe essere il numero 11 e dunque si tratta di Giuseppe Meloni, che dunque mette a segno il vantaggio del Carbonia al minuto 13esimo, dunque proprio nel miglior momento dell'Atletico Uri. Il Carbonia trova con questo bel cross messo in mezzo da parte di Sariang Kassama il colpo di testa preciso che si insacca alla sinistra bassa del portiere Salvatore Pizzalis. Carbonia dunque in vantaggio per 1-0 al minuto 14esimo, come detto dunque si sblocca qui a Sarodia con questa bella rete anche un po' a sorpresa. Vediamo adesso quale sarà la reazione dei ragazzi di mister Massimiliano Paba. Si riparte subito la reazione da parte dell'Uri con il lancio sulla sinistra, recupera Calaresu, ha il problema di superare l'avversario, subito vanno a triplicare addirittura in difesa la formazione del Carbonia. Qui prova ancora una volta a mettere in mezzo Alessio Fadda, però c'è l'opposizione da parte della difesa del Carbonia. Ancora Uri in attacco e intanto si infiamma il pubblico sulcitano. Rimessa laterale lunga in mezzo all'area, a toccare per ultimo secondo il direttore di gara è proprio un giocatore dell'Uri. Allora si ripartirà da un calcio di rinvio. Nessuna fretta per Antonio Fortuna. Si riparte allora dai piedi della difesa del Carbonia, che prova ancora una volta a mettere in mezzo, salta più volte in realtà il centrocampo, la formazione in maglia rossa, che qua recupera ancora il pallone, lo fa ripartire sul fronte sinistro, a cercare ancora Sariang Kassama, questa volta anticipato dagli avversari. Kassama che però si rende ancora protagonista di un bel gioco a 3 con i compagni di squadra, riesce qua a proteggere molto bene il pallone, colpo di tacco. Prova anche il
l'ex Budoni, il giovane gambiano che sta sorprendendo tutti e che è anche il miglior marcatore della squadra in campionato con ben 9 reti dall'inizio del torneo. Ancora in attacco adesso l'Atletico Uri, ha il problema di girarsi ma scarica e fa ripartire da Alessandro Pinna, pallone però che non arriva al compagno di squadra. Allora si riparte ancora da Kassama e c'è un altro fallo fischiato a favore del giocatore dell'attaccante gambiano. Allora si ripartirà con un calcio di punizione sul pallone, ancora Marcello Angeleddu. Eccola la punizione di Angeleddu, molto simile a quella calciata in precedenza. Qua c'è ancora un colpo di testa da parte di Federico Boi che prova a rimettere in mezzo. Ancora una posizione regolare da parte degli attaccanti del Carbone. Allora si riparte con un nuovo possesso per l'Atletico Uri. Cardone, lancio lungo anche in questo caso a scavalcare il centrocampo, tutto facile per la difesa del Carbone che poi recupera anche molto bene il pallone, può ripartire anche se in maniera un po' imprecisa la formazione in maglia rossa. Qua un tentativo di scambio ancora a 3, poi c'è ancora il recupero da parte dell'Atletico Uri, pallone che finisce in una zona del campo non presidiata da nessun giocatore in maglia nero-giallo-rossa. Pallone che deve essere messo giù, si gioca ancora per via aerea, solo adesso il controllo da parte del Carbone, si continua a saltare più volte il centrocampo, poco fraseggio in effetti in questa fase iniziale della sfida. E un'altra posizione di offside fischiata alla formazione dell'Uri. Siamo giunti al minuto 20esimo, 19:20 per l'esattezza. Carbonia conduce per 1-0 con la rete di Giuseppe Meloni, una bella stoccata di testa su cross di Sariang Kassama. Tocca per ultimo un giocatore del Carboni, allora sarà rimessa laterale, scusate, dell'Uri, allora sarà rimessa laterale per il Carbonia che prosegue nella costruzione del gioco partendo sempre da Marcello Angeleddu. Riesce qua non senza fatica l'Uri, attenzione perché si creano degli spazi importanti per la formazione di Massimiliano Paba, si posiziona subito però la formazione del Carbonia e qua aggancia l'avversario. L'esterno dell'Uri, allora si ripartirà con un calcio di punizione di cui si incarica il portiere del Carbonia Antonio Fortuna. Carbonia e Atletico Uri si erano già affrontate allo stadio Zoboli nell'8ª giornata di questo campionato, era il 3 novembre allora, gara che finì con la vittoria dei Minerari per 3-1. Orgiana Cordedo e Cureli a segno per i bianco-blu, Fantasia invece mise a segno l'unica rete dell'Atletico Uri. Sfida di ritorno che è in programma a campo invertito il prossimo 1° marzo. Timido l'accenno di reazione da parte dell'Uri. Ancora un fallo fischiato dal direttore di gara a favore della formazione mineraria. Non è granché divertente la sfida in questo momento centrale della prima frazione. Angeleddu
Prende sotto in mezzo per Cassama, che riesce a colpire di testa ma non trova nessun compagno di squadra. Attenzione perché c'è ancora un fallo da parte del Carboni. Arriva il secondo cartellino giallo fischiato al Carbonia. Sono dunque 2 i cartellini, fischiato al numero 4 Stefano De Murtas. Ricordiamo, parlato in tema di ammonizioni, che quelle combinate nelle gare di turni precedenti non hanno efficacia in questa gara finale e sono state pertanto completamente azzerate. Fortuna con tranquillità a recuperare questo pallone e a far già scorrere il cronometro di gioco quando siamo giunti al minuto 23esimo del primo tempo. A cercare ancora Cassama, che riesce ancora una volta a spizzare di testa, anche di spalle, bravo in questa occasione, pallone che finisce nei piedi di Alessio Figos, che però poi tocca a sua volta per ultimo. Arriva il sostegno da parte dei supporter dell'Atletico Uri, la sensazione che ci voglia un pizzico di carica agonistica in più da parte della formazione di Massimiliano Pava in questo momento, per provare a raddrizzare un match nel quale non sta demeritando, a parte quella singola occasione che ha portato in vantaggio il Carbonia. Pinna dalla rimessa laterale lunga per Simone Calaresio, che mette in mezzo. Tutto facile, però ha provato a avventarsi sulla palla Alessandro Uleri che era però in ritardo rispetto al portiere avversario. Angeleddu fa scorrere qui Gioele Zedda. Fasi concitate, anche un po' un pizzico difficili da raccontare. In questo momento si è giocato in 1,5 metri di Prato Erboso, ed è una nuova rimessa laterale ancora per l'Atletico Uri. Solo adesso il Carbone riesce a distendersi con Angeleddu, pallone che viene dato in profondità per Cassama. È bravo qui però a proteggere, a sovrapporsi col corpo qui il numero 2 Alessandro Pinna. E intanto si accendono anche un po' gli animi da una parte e dall'altra contro le decisioni da parte del direttore di gara, che a mio parere sta gestendo in maniera assolutamente attenta questa fase centrale della sfida. Ancora Uri, si riparte dai piedi del difensore centrale Simone Cardone, pallone troppo lungo però a cercare Uleri, e ancora tutto facile per il numero 1 della formazione mineraria, Antonio Fortuna. Riesce tra tutti a toccare per primo di testa Figos, pallone lungo poi che arriva dall'altra parte, non riesce però a mantenerla in campo Fabio Mura. Attenzione ancora il Carbonia che recupera il lancio lungo a cercare ancora Meloni, l'autore del gol, che
al minuto 27esimo tiene in vantaggio la formazione di Andrea Marongiu. Si riparte però ancora dai piedi dell'Uri, pallone però che viene messo in mezzo ma non trova nessun compagno di squadra. Qua arriva intanto un calcio di punizione da una posizione un pizzico favorevole per la formazione dell'Uri. A terra Simone Calaresu, che però prontamente si rialza. Sul pallone il numero 5 Alessio Fadda, di concerto con il numero 7 Mura. Vediamo se sarà il mancino di Fadda oppure il destro di Tedde, scusate. Sembra Tedde. Infatti è proprio così, pallone che viene messo in mezzo, però tutto troppo facile, pallone troppo debole, finisce ancora nelle mani di Mura. Angeleddu ancora per il Carbonia, qui non è preciso il mancino di Angeleddu e dunque si riparte ancora. Angeleddu però che si fa sempre trovare pronto poi nei contrasti, nei confronti aerei. Uleri. Si riparte ancora dai piedi di Tedde, cambia gioco dall'altra parte, bene con Mura, qui l'Uri riesce anche se a fatica a servire ancora a Tedde, che poi ha il problema di superare 3 giocatori, forse avrebbe potuto scaricare per Mura, non lo ha fatto. Allora è il Carbonia che recupera ancora con Meloni che prova ad andare via, toccato duro ancora qui dai giocatori dell'Uri. Allora arriva la terza ammonizione, quarta in totale della gara da parte del signor Alberto Enrico Argiolas di Cagliari. Altra ammonizione ai danni di Giuseppe Meloni e dunque sarà un nuovo calcio di punizione per il Carbonia. Munizione che andiamo a registrare al minuto 30esimo esatto. Angeleddu, come di consueto, sulla sfera per mettere in mezzo questo pallone che arriva dalle parti dei compagni di squadra, pallone che poi viene ancora messo in mezzo dove c'è Meloni, un po' di confusione, Meloni vede piombare questo pallone, tenta il tiro al volo di collo pieno, pallone che finisce però basso alla destra di Pitalis. Batte e ribatte da una parte e dall'altra, non è una fase di gran gioco questa, solo adesso l'Uri riesce a mettere a terra con Tedde che prova poi a imbeccare i compagni di squadra. Calaresu qua non si comprende con il numero 7 Fabio Mura, allora è il Carbonia che può ripartire ma
c'è un fallo da dietro qui da parte di Giuseppe Meloni. Recupera ancora il Carbonia, ma ancora Luri qua, però reo di aver spinto l'avversario. Il terzino sinistra Alessio Fadda, e allora calcio di punizione ancora per il Carbonia quando siamo giunti al minuto 33esimo. Carbonia che ovviamente non ha fretta, forte del vantaggio per 1-0 messo a segno da Giuseppe Meloni. Carbonia che può provare a costruire trame tranquille. Ora però ancora Luri con Tedde. Colpito duro qui, intervento irregolare da parte di Fabio Mastino. Allora sarà un altro calcio di punizione per l'Atletico Uri. Arriva il calcio di punizione, però che viene messo in mezzo. Nessun giocatore però della formazione di Uri a creare problemi a Antonio Fortuna, che recupera ancora agevolmente la palla e può ripartire con questo lancio lungo a superare ancora una volta il centrocampo, a cercare Giuseppe Meloni. Saltano più in alto di tutti i giocatori del Carbonia, cadono però rovinosamente sopra Fabio Mura, e allora sarà calcio di punizione per la formazione di Massimiliano Paba. Minuto 35esimo del primo tempo, niente di grave, così sembra almeno per capitano Angeleddu, che prontamente va a guadagnare la sua posizione davanti alla difesa. Uri che può ripartire ancora dai due centrali, pallone alto a cercare Uleri che riesce a mettere giù. C'è però anche qua un offside fischiato al numero 10 dell'Uri. Uri come del resto del Carbonia, che ha tentato più volte di scavalcare il centrocampo piuttosto che costruire gioco e trame palla a terra, provando a scardinare il Carbonia la difesa dell'Uri, soprattutto con il lancio a favore di Sariang Kassama, sfruttando anche la fisicità di Giuseppe Meloni e la rapidità di Figos. Sarà Calaresu, si gioca ancora alle breve con Tedde che adesso riesce a scaricare a favore di Mura, pallone che torna nei piedi di Tedde, si riparte però ancora dando respiro alla manovra dal numero 2 Alessandro Pinna. Tocca un giocatore del Carbone, allora rimesso laterale ancora per Luri, che anche in questa occasione prova ad avanzare di qualche metro. Pinna, pallone a cercare, attenzione, pallone che arriva nei piedi di Calaresu, ha il problema di girarsi, arriva subito il pronto raddoppio da parte del Carbonia. Calaresu che riesce a mettere in mezzo, non riesce però a mantenere il pallone all'interno del terreno di gioco, pallone che finisce fuori abbondantemente alto sulla traversa. Questo tentativo di cross da parte del giocatore con la maglia numero 11, timido tentativo da parte dell'Atletico Uri, che andiamo a registrare al minuto 37esimo del primo tempo. Accenna un abbozzo di pressing l'Atletico Uri, no, poi rinuncia e allora si ripartirà ancora da un rinvio lungo dal fondo da parte del portiere Fortuna. Salta questa volta più di tutti il
giocatore numero 5 Alessio Fadda Dell'Uri, con Mura che prova qui ad andare via, un pizzico di ostruzione da parte dell'avversario, il giocatore del Carbonia Gioele Zedda. Non è così secondo il direttore di gara, allora si riparte con una rimessa laterale ancora affidata ai giocatori della formazione mineraria. Tedde, si riparte da Cardone sulla sinistra per pallone poi che torna nei piedi di Tedde, ancora da Fadda, recupera però attenzione il Carbonia, non c'è però nessuno là davanti. Meloni fa salire i suoi, Angeleddu, pallone recuperato molto bene da Simone Calaresu che prova a lanciare Mura, pizzico in ritardo questo suggerimento da parte di Calaresu, molto abile però a recuperare questo pallone, qualche istante di ritardo nel lancio, molto bene Mura che era partito attaccando lo spazio e provando a sorprendere la difesa avversaria. Fortuna, confronto aereo, recupera ancora Luri, non c'è fallo secondo il direttore di gara su Scognamillo. Ancora Angeleddu sulla destra, è deciso intervento da parte della difesa dell'Uri, non c'è cartellino secondo il direttore di gara, allora si riparte con l'onnipresente Marcello Angeleddu sul pallone. Questa volta però non c'è fretta, non c'è bisogno di mettere il pallone in mezzo, si può ripartire. Pressing dell'Uri che crea un pizzico di problemi alla formazione mineraria, colpo di tacco ma subito il pronto recupero da parte dell'Uri, tacco che era stato tentato da Mattia Cordeddu. Pallone che supera la linea laterale, almeno così sembra, e dunque nuovo attacco da parte della formazione del Carbonia. Meloni non trova però l'appoggio a favore del compagno di squadra, recupera comunque ancora il numero 4 De Murtas. Tocca per l'ultimo giocatore dell'Uri, si riparte. Ancora con una rimessa laterale del Carbonia con Meloni, braccato da 4 avversari. Non ci sta l'attaccante del Carbonia, poi commette anche fallo sul tentativo di ripartenza da parte della difesa avversaria. Uri però è già ripartito con il numero 5 Alessio Fadda, pallone ancora una volta a scavalcare il centrocampo ma non trovare nessuno, si riparte ancora da Tedde che dà indietro per Simone Cardone, ancora un lancio lungo sulla sinistra, questa volta c'è Mura che ha cambiato zona di presidio del campo, pallone però che viene consegnato nuovamente tra i piedi del Carbonia, un'altra infrazione di offside. Si è spostato dunque Mura in questa occasione sulla fascia sinistra, Mura però che va poi a riguadagnare la propria posizione di pertinenza. Fortuna, lancio lungo, ancora Meloni, aspettare più di tutti. Attenzione, pallone lungo per Uleri ma è in leggero vantaggio Mastino che poi è costretto a toccare fuori per questa rimessa laterale ancora dell'Uri. C'è Simone Calaresu, no, si decide invece di ripartire nella zona del calcio d'angolo con un intervento irregolare fischiato dal direttore di gara. Allora ancora un possesso da cui può ripartire la formazione allenata da Andrea Marongiu. Una squadra al cronometro, minuto 42esimo del primo tempo, 1-0 per il Carbonia, rete come detto di Giuseppe Meloni su colpo di testa. Ancora rinvio di Fortuna,
Attenzione, controllo difettoso qui da parte del Carbonia, ne approfitta molto bene Mura, che poi prova a rientrare qua col sinistro, supera molto bene ancora come di squadra, grande dribbling da parte di Mura, forse chiede un po' troppo alle sue capacità, però insomma andiamo a segnalare molto bene. Attenzione però perché c'è questa ripartenza, pericolo dunque per l'Atletico Uri, improvvisamente la gara si infiamma e arriva l'intervento deciso da parte di Cassama, un pizzico in ritardo, arriva anche la seconda ammonizione per il Carbonia che andiamo a registrare al minuto 43esimo appena scoccato. Dunque, come detto, si infiamma un po' la sfida qui al Tino Carta di Oristano, una bella giocata da parte di Mura, dribbling e contro dribbling, poi però l'esterno destro chiede un po' troppo alle sue possibilità e permette il rientro da parte della difesa del Carbonia. L'Uri comunque c'è, dimostra che quando prova a spingere può creare diversi problemi agli avversari. Qua intanto si deve ripartire con qualche metro più indietro, secondo il direttore di gara. Precisamente si riparte ancora da Alessio Fada, che mette ancora in mezzo per Simone Calalesu, che prova questa bella giocata al volo. Un po' fuori equilibrio Calalesu in questa occasione, corpo un po' troppo all'indietro, dunque pallone che si alza fuori abbondantemente sopra la traversa. Prende coraggio l'Atletico Uri, lo fa alla fine di questa prima frazione. Tocca per ultimo Cassama in questa occasione e allora sarà rimessa laterale per l'Atletico Uri con Pinna. Pallone che colpisce, finisce sul volto di Alessio Figos. In un primo momento sembrava nulla di grave, poi però Figos crolla rovinosamente a terra, obbligando il direttore di gara a concedere l'ingresso in campo da parte dello staff sanitario del Carbonia. Pallone che probabilmente ha colpito sulla gola l'attaccante della formazione mineraria. ...35 anni, Figos, lunghissima carriera, in 19 stagioni ha giocato i 3 campionati di C2 con Urese, Sanremese, Sud Tirol, 15 campionati di Serie D, pensate, tra Atletico Elmas, Villa Cidrese, Serargius, Azzachena, Lanusei, Tortolì e Castiadas. Insomma, una carriera di tutto rispetto per l'attaccante del Carbonia. Il gioco però è ripartito, ci sarà con tutta probabilità qualche minuto di recupero in questa prima frazione. Pallone che viene messo in mezzo e anche decisamente libero qua il giocatore dell'Uri. Attenzione perché c'è tanto da raccontare in questo momento ed eravamo un pizzico distratti. Bella giocata da parte dell'Uri, questo bel pallone infiltrante su Leri che riesce a mettere in mezzo questo pallone, su quale riesce poi a colpire di testa ma non riesce a trovare la porta. Ancora un attacco dell'Uri, ancora con il giocatore con la maglia numero 6, si trattava di Nicola Sanna, che non riesce a trovare però l'impatto giusto col pallone. Attenzione perché è il miglior momento dell'Uri, il Carbonia sembra anche un pizzico distratto, qua c'è una infrazione di offside e dunque il Carbonia ha tutto il tempo di respirare e di ripartire, anche un po' di riorganizzarsi in questa fase finale del primo tempo. Abbiamo superato da circa un minuto il tempo regolamentare, siamo al minuto 46esimo, sono 2 i minuti di recuperi concesso dal direttore di gara. Ancora Uri con caparbietà a recuperare questo pallone, a ripartire ancora dai piedi di Tedde. Migliora il fraseggio da parte della formazione di Massimiliano Paba, qui subisce ancora fallo Scognamillo e dunque sarà calcio di punizione, probabilmente l'ultima occasione per la formazione dell'Atletico Uri. Vediamo se sarà utile
a riportare il match in equilibrio prima del rientro negli spogliatoi per l'intervallo. E ancora Ted sul pallone. Cioè non hanno fatto un tiro importante. Eccolo qua, il tiro di Ted che colpisce il palo. Colpisce il palo, attenzione, l'azione non è finita. E insomma, questo è il finale di questo primo tempo. Arriva dunque il palo colpito in pieno da parte di Luca Ted alla fine di questa prima frazione di Atletico Uri Carbonia, finale regionale della Coppa Italia di eccellenza. Noi ci prendiamo un piccolo stop per qualche comunicato commerciale e poi torneremo qui a raccontarvi la seconda parte di Atletico Uri Carbonia. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Squadre che tornano in campo per la seconda frazione di gioco. Atletico Uri Carbonia, siete tornati qui sugli impianti del centro federale Tino Carta di Oristano, finale regionale da Coppa Italia d'eccellenza, match appena iniziato, ricordiamo il Carbonia in vantaggio per 1-0, la rete messa a segno da Simone Meloni su colpo di testa dopo il bel cross arrivato dai piedi di Sariang Kassama. Un match che si è caratterizzato per delle trame di gioco non particolarmente importanti, entrambe le squadre che hanno in qualche modo utilizzato la trama del salto del centrocampo, soprattutto nella fase iniziale. Un Atletico Uri che è stato un pizzico più propositivo, soprattutto nella parte finale del match, dopo aver provato a impensierire la formazione del Carbonia, che in realtà pare decisamente ben messa in campo. Un pallone che è adesso nei piedi proprio della formazione dell'Atletico Uri, che sembra essere ripartito con lo stesso piglio con la quale avrà concluso la prima frazione di gioco. Uleri che adesso prova a servire sulla sinistra il compagno di squadra, Uleri che poi mette in mezzo col suo mancino, pallone che però finisce fuori alla destra della porta, difesa da Antonio Fortuna. Match abbastanza corretto da una parte e dall'altra, 4 le ammonizioni, tutte in realtà per interventi di gioco, nessuna particolare ovviamente protesta che abbia portato il direttore di gara, ricordiamo il signor Alberto Enrico Argiolas di Cagliari, coadiuvato dal signor Riccardo Lodi Oristano e Matteo Lacconi di Cagliari, a dover in qualche modo prendere il controllo del match.
per riportare l'ordine qui sul prato del Tino Carta di Oristano. Meno di 2 giri di lancetta all'inizio di questa seconda frazione. Uri che può ripartire dai piedi dei suoi difensori, lancio lungo che finisce nei piedi di Uleri, che prova a entrare all'interno dell'area, mette in mezzo questo pallone, si vuole però interviene il numero 2 del Carbonia, Fabio Mastino, e allora arriva il primo corner della seconda frazione di gioco. Se ne incarica Luca Tedde. Ecco il cross di Ted, pallone che viene svettato però da parte della difesa del Carbonia, che finisce nella zona presidiata da Sariang Kassama, che non riesce però a ripartire, e allora è Calaresu qua che soltanto per un attimo mantiene il possesso di palla. Attenzione perché c'è questo affondo del Carbonia, questo bel servizio. Per un attimo è sembrato credere in questo pallone Giuseppe Meloni. Pallone in profondità, attaccante del Carbonia che poi sembra rinunciare, favorendo il ritorno da parte della difesa dell'Atletico Uri. Figos Meloni, meglio non era Figos ma compagno di squadra. Attenzione ancora ancora tanto gioco a centrocampo, qui Simone Calaresu che viene toccato duro da terra, e dunque si potrà ripartire con il calcio di punizione a favore dell'Atletico Uri quando siamo al minuto 4 del secondo tempo. Cardone per Olmetto, che poi riparte ancora, pallone che torna nella zona di Cardone, si incarica Fadda a lanciare sulla destra, a cercare ancora un compagno di squadra, e Ted adesso a recuperare questo pallone, viene toccato duro da parte dell'avversario, da parte di Figos, questa volta sì. Un pestone, questo sembra l'intervento involontario da parte di Figos, e dunque Ted a terra col cronometro che inesorabilmente scorre. Si rialza però prontamente il numero 8 dell'Atletico Uri. C'è anche un cambio di pallone. Boi insieme al compagno di difesa centrale Luigi Pinna, o meglio scusate Angeleddu, qui pallone spizzato di testa ancora da parte del Carbonia, che poi perde però questo pallone, che può ripartire dai piedi di Pittalis. Ancora poi il poco fraseggio di la verità in mezzo al campo con questo pallone che riparte, questa rimessa laterale sulla sinistra per l'Atletico Uri, che prova adesso a costruire la nuova trama offensiva partendo dai piedi di Simone Cardone. Ancora sulla destra per Alessandro Pinna, prova a spingere sempre sull'auto di destra, centrandosi però questa volta Mura. Ancora un tentativo di doppio dribbling, recupera qui ancora Angeleddu, ancora però pallone nei piedi dell'Uri che cambia gioco dall'altra parte, dove c'è Olmetto che poi si accentra, mette in mezzo, c'è il bel taglio centrale con tentativo di sponda da parte di Scognamillo, che non riesce però a toccare questo pallone. Intanto non c'è più il sole qui al Tino Carta di Oristano, allora quello che era un gradevole evento inizia a essere una componente fastidiosa qua sugli spalti assolutamente gremiti del Tino Carta di Oristano. Minuto sesto, 1-0 ancora per il Carbonia. Fortuna, si riparte dai piedi di Boi. Cordeddu che poi subisce fallo. Guadagna diversi metri il Carbonia qua con questa calcio di punizione affidato a Federico Boi.
pallone lungo messo in mezzo da parte di Boi, c'è però la respinta da parte dell'Atletico Uri con Ted che riesce a servire, ma c'è poi il recupero ancora del numero 4 De Murtas. Non è però regolare il suo intervento, allora si può ripartire con l'Atletico Uri che deve in qualche modo accelerare le operazioni di ripresa del gioco, lo deve fare più volte perché è in ritardo di un gol. Mura che prova a servire Scognamillo che poi deve mettere in mezzo, ci riesce adesso questo gran pallone per Calaresu che colpisce bene di testa, un pallone però che finisce ancora una volta fuori di poco alla destra della porta difesa da Antonio Fortuna. E dunque seconda occasione per Calaresu, ne ha avuto 2 o 3 nella prima frazione, sta avvicinando la mira il forte centravanti dell'Atletico Uri, chissà che non riesca nel giro di poco tempo a rimettere a posto le sorti, riequilibrare le sorti di questo match che vede al momento il Carbonia ancora in vantaggio per una rete a 0. Fortuna, ancora un rinvio lungo, Figos non riesce a colpire la palla di testa e cade a terra. Si prosegue sulle trame di una gara abbastanza spezzettata da una parte e dall'altra, cresce ovviamente anche il nervosismo soprattutto da parte della formazione in maglia nero giallo-rossa. Angeleddu sul pallone, il capitano della formazione mineraria, minuto 9 della seconda frazione, ancora Angeleddu mette in mezzo questo pallone, da quella parte però non c'è nessuno, fa buona guardia Olmetto e dunque si può ripartire dai piedi di Salvatore Pittalis che sceglie di dare a Ted che poi lancia molto bene per Mura, fa però ancora buona guardia alla difesa del Carbonia che poi recupera qui con Sariang Kassama per vie centrali. Carbonia si distende molto bene qui, l'intervento da parte di Uleri. Carbonia però che può ancora recuperare questo pallone e senza fretta fa ripartire tutto dalla retroguardia, pallone dalle parti di Mattia Cordeddu che riesce anche molto bene a girarsi. Uleri che mette giù, era partito sulla fascia sinistra, scusate, proprio Uleri era partito sulla fascia sinistra, adesso viene servito, mette giù anche lui a sua volta, non riesce però per merito del raddoppio difensivo da parte del Carbonia a giocare di sponda e far ripartire i suoi. Pallone che comunque rimane dalle parti dell'Atletico Uri, mette in mezzo qua questo gran pallone dalle parti di Calaresu il numero 5 Alessio Fadda che poi recupera ancora questo pallone, prova ancora a servire Uleri che riesce a colpire spalle alla porta a favore di Scognamillo che viene colpito duro a sua volta e dunque guadagna un nuovo calcio di punizione quando siamo al minuto 11. Ted, ma anche Mura sulla palla, poi soltanto il numero 8 dell'Uri, tutti nell'area piccola o quasi i giocatori di entrambe le squadre. Ted mette in mezzo questo pallone che va a girare molto bene, ma c'è forse una posizione irregolare rilevata dal direttore di gara. Con Fortuna che è ancora a terra. Direttore di gara che concede l'ingresso in campo da parte dello staff sanitario e insomma da parte della squadra ora in vantaggio il Carbonia c'è ovviamente la volontà di far scorrere il più velocemente possibile il cronometro, soprattutto senza andare incontro a momenti particolarmente
pericolosi. Ricordo il regolamento: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e poi eventualmente ci saranno i calci di rigore. Rapporto Marcello Angeledu da mister Andrea Marongiu. E insomma vanno via almeno 2 minuti di questa seconda frazione di gioco. Ancora qualche problema per il portiere cresciuto nelle giovanili del Cagliari Calcio, portiere che ha giocato anche in Serie D con Villa Cidrese, Castelsardo, Arzachena, in eccellenza con il San Teodoro, il Calangiano, il Samassi e il Cosmoto Monastir. Anche per lui una carriera decisamente lunga e carica di soddisfazioni. Tutto a posto per Antonio Fortuna. Allora si può ripartire proprio dai piedi del portiere, che sceglie di servire sulla sinistra il compagno di squadra, pallone però abbastanza impreciso. Recupera però ancora una volta Cassama col Carbone, che qua si distende, che può ripartire dalla fisicità e di piedi di Giuseppe Meloni, che dà poi sulla destra ancora per il numero 2. Attenzione, perché qua c'è un tentativo liberissimo, in questo caso Meloni ancora una volta, che ha addirittura una doppia possibilità, ma c'era una posizione di offside fischiata da parte del direttore di gara, con un altro giocatore a terra, questa volta sul fronte dell'Atletico Uri, aiutato a rialzarsi prontamente da parte dei compagni di squadra. Si trattava di Alessandro Pinna. Ricordiamo anche i giocatori a disposizione da una parte e dall'altra, anche ancora a terra intanto, ancora una volta un giocatore del Carbonia. Si tratta di Luigi Pinna questa volta, quindi anche in questa occasione un altro minuto e mezzo che andrà a scorrere quando siamo al minuto 15esimo. Dicevo, ricordiamo anche i giocatori a disposizione da una parte e dall'altra, anche perché questi saranno probabilmente i protagonisti della parte finale del match, soprattutto sul fronte Atletico Uri, ora in ritardo di una rete. A disposizione di mister Massimiliano Pava ci sono Gabriele Margomina, Giuseppe Daga, Ivan Coraduzza, Luciano Carboni, Antonio Vargiu, Davide Libi, Giacomo Fantasia, Marco Carboni e Giovanni Cuccu. Nessun avvicendamento da una parte e dall'altra in quelli che sono stati i primi 45 minuti di gioco. Vediamo se adesso però cambierà qualcosa. Pallone intanto che viene restituito dal Carbonia all'estremo difensore dell'Atletico Uri, Pittalis. Eccolo il rinvio di Pittalis, che guadagna qualche metro, riesce a servire dalle parti di Paolo Calaresio. Recupera però ancora il Carbonia, tutto facile però per l'intervento difensivo da parte dell'Atletico Uri. Si gioca ancora molto per vie aeree da una parte e dall'altra. Qua il rilancio ancora del Carbonia e arriva però per primo Tedde. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Poco spazio per ragionare da una parte e dall'altra, difficoltà a mettere il pallone a terra, alzare la testa e poi costruire. Buon livello quello espresso dalle due squadre assolute protagonista del campionato di eccellenza. Ancora Tedde, colpo di testa, pallone però che finisce fuori sulla linea laterale. Allora può ripartire il Carbonia dalla rimessa laterale affidata a Mattia Cordeddu, che sceglie il pallone lungo dalle parti di Simone Meloni. Deve mettere giù Leri, ci riesce adesso, pallone per Tedde che appoggia però debolmente a favore del numero 9 Scognamillo. C'è però una irregolarità e allora un nuovo calcio di punizione ancora per l'Atletico Uri dai piedi di Fadda. Alza la testa il mancino dell'Atletico Uri, mette in mezzo a cercare Calaresu, da quella parte arriva però per primo il giocatore del Carbonia con Tedde e Figos in un contrasto aereo che premia la formazione mineraria. Pallone che viene scodellato a favore del Carbonia, che può ripartire dai suoi forti giocatori centrali.
nello specifico dai piedi di Luigi Pinna. Pallone però ancora una volta fuori. Allora ancora Uri, quando siamo al minuto 17esimo, deve provare a costruire qualcosa di importante, farsi un pizzico più pericoloso dalle parti di Antonio Fortuna. Uleri qua però va addirittura a triplicare in difesa il Carbonia, e infatti Uleri fa fatica ad andare via. C'è subito il recupero, Caparbio comunque il giocatore dell'Atletico Uri che qua recupera il pallone, poi però il pallone finisce oltre la linea del fondo, se ne ravvede il direttore di gara, dunque sarà rinvio dal fondo da parte del Carbonia. Marongiu predica: dovete ascoltarmi. Se ha la sensazione che in questo caso Uleri fosse probabilmente preso dalla verve, dalla volontà agonistica di provare ad andare via. Marongiu chiedo scusa intanto. Mura, pallone per Kassama, toccato duro ancora qui Figos, non è così secondo il direttore di gara. Tedde recupera il pallone per l'Atletico Uri, è ripartito subito Calaresu, pizzico di vantaggio in sovranumero ancora per l'Atletico Uri con Tedde. Uleri deve provare a mettere in mezzo, lo fa molto bene, da quella parte però non c'è nessuno, meglio ci sono solo giocatori del Carbonia, a parte questo recupero ancora da parte dei giocatori dell'Atletico Uri. Ancora però il Carbonia che recupera questo pallone, può dare un po' di respiro alla manovra. Attenzione qua, un errore in controllo da parte dell'Atletico Uri col Carbonia che può ripartire con Giuseppe Meloni. Affiora anche un pizzico di stanchezza da parte dei giocatori in questa fase nevralgica della seconda frazione di gioco. Siamo al 19esimo minuto del secondo tempo. Anche in questa occasione per poco Fabio Mastino non riusciva ad approfittare di questo difetto di controllo da parte della difesa dell'Atletico Uri. Si riparte ancora da Alessandro Pinna, da quella parte però il tocco per ultimo è di Sariang Kassama, e allora ancora Pinna, rimessa laterale per lui, sceglie la rimessa lunga. Attenzione, pallone che finisce nei piedi di Mura, pallone, gioco però interrotto da parte del direttore di gara con Mura che aveva un pizzico di vantaggio in questa occasione. Sarà calcio di punizione, ancora una volta affidato ai piedi di Luca Tedde. Arriva il pallone lungo dalle parti di Alessio Fadda che riesce sia a colpire di testa, ma anche in questa occasione una traiettoria, soprattutto non riesce a imprimere la dovuta forza. Pallone che viene controllato agevolmente da Fortuna. Carbonia che non sta rischiando tanto, anzi con buona lucidità riesce a ripartire, lo fa molto bene qua con Meloni dalle parti di Kassama. Si accentra qui e mette molto bene in mezzo il pallone per il giocatore con la maglia numero 2 Fabio Mastino. Recupera però l'Atletico Uri, non lo fa in maniera lucida. Allora il Carbonia che può ripartire ancora con Cordeto che mette ancora una volta in mezzo. Qua è Pizzalis, bravo ad arrivare per prima, anticipare tutti, attaccanti e difensori. Uri che può ripartire, un po' pizzico più distese le squadre da una parte e dall'altra. Vediamo se riuscirà a spingere come deve provare a fare l'Uri in questa occasione con Uleri che mette ancora in mezzo a favore di Olmetto. Pallone che però che viene riaffidato al possesso del Carbonia. Carbonia che può ripartire qua, un po' una svirgolata da parte della formazione mineraria. Pallone che infatti finisce fuori, allora si riparte ancora alla rimessa laterale. Olmetto, Fadda, ancora il lancio mancino. Attenzione dalle parti di Mura che qua, se fosse stato regolare l'intervento da parte del numero 7 dell'Atletico Uri, avrebbe permesso allo stesso poi di farsi trovare propriamente libero dalle parti di Fortuna. 1-0, minuto 22esimo del secondo tempo. Ancora Carbonia che conduce per una rete a 0, la rete di Giuseppe Meloni arrivata nei primi
i primi 20 minuti della prima frazione di gioco. Rimessa laterale affidata a Gioele Zedda. Kassama, Figos, attenzione in vantaggio con Kassama che qua si mangia letteralmente un gol decisamente agevole. C'era dalle sue parti in realtà anche Fabio Mastino che in maniera decisamente opportuna ha deciso di lasciare spazio al compagno di squadra. Mastino che era forse anche in una posizione di equilibrio addirittura migliore del numero 10 del Carbonia. Fatto sta che è Kassama che invece decide di colpire di sinistra, lo fa in maniera abbastanza scordinata, il pallone che finisce fuori sulla traversa della porta difesa dall'Atletico Uri. Arriva intanto il primo cambio per il Carbonia, entra il numero 15 Nicola Serra, cambio che andiamo a registrare al minuto 23esimo del secondo tempo, che va a rilevare il numero 9 Alessio Figos, che dunque chiude una partita di sostanza, per dire la verità non tanto brillante in termini di contenuto, in termini di occasioni di gioco, ma comunque una partita di sostanza sempre molto utile nel far salire i suoi nelle spizzate di testa, nel gioco aereo, insomma giocatore completo che non stiamo certamente qui noi a presentare. Quindi il numero 15 in campo Nicola Serra, come detto cambio che andiamo a registrare al minuto 23esimo, vediamo che cosa cambia e cosa cambierà in questa sfida. Attenzione perché Ted intanto offre un grandissimo pallone al compagno di squadra, arriva il cartellino giallo. Sarà interessante andare a rivedere le immagini che vi ricordo potete rivedere subito andando semplicemente a scorrere il player del vostro smartphone, per poi tornare aggiornando la pagina, tornando il vostro smartphone su live di questa prima visione. In questa occasione sembrava in effetti forse non proprio l'ultimissimo uomo, ma tra gli ultimi uomini. Comunque questo intervento regala un bel calcio di punizione all'Atletico Uri e va a far registrare la quinta ammonizione nei confronti del Carbonia in questa sfida. Tedde sul pallone, ma ci sembra di vedere anche il numero 5 Alessio Fadda, quindi il mancino di Fadda, il destro, l'esperienza di Luca Tedde sul vertice sinistro dell'area di rigore, 2 metri sopra il vertice sinistro. Probabilmente sarà ancora una volta Tedde a provare il tiro, Tedde che forse proverà anche in maniera decisa la conclusione direttamente in porta. Minuto 25esimo, ancora 20 minuti più recupero, attenzione. E invece non è Tedde, ma è il tiro però un pizzico debole da parte di Fadda, che non crea particolari problemi alla difesa del Carbonia. Da quella parte ci dovrebbe essere Mura, è proprio lui adesso di sinistra, però c'è il muro da parte dei giocatori del Carbonia, non riesce a vincere la resistenza degli avversari. Qua Mura in questa occasione non riesce a trovare il pertugio giusto per impensierire l'estremo difensore Antonio Fortuna, dunque nulla di fatto, un po' sprecata soprattutto questa occasione su punizione da parte dell'Atletico Uri, che avrebbe probabilmente potuto consumare meglio questa importante chance dal vertice alto dell'area di rigore. Così non è, allora risultato che rimane cristallizzato sull'1-0 a favore della formazione mineraria e il gioco continua a essere continuamente spezzettato. Calcio di punizione, se ne incarica ancora Marcello Angeleddu. Pallone per Kassama, 1-2 ancora con Kassama che va molto bene in mezzo, mette a sua volta in mezzo Kassama, che però non trova nessun giocatore in maglia rossa, e allora è Luri a dover mettere fuori per il nuovo calcio d'angolo, ancora una volta affidato al Carbonia, minuto 27esimo. Angeleddu sulla bandierina del corner. Eccolo il pallone in mezzo, smanaccia via Pizzalis e sarà con tutta probabilità corner dall'altra parte. Con tutta calma Angeleddu va a guadagnare la bandierina opposta
Eccolo, Angeleddu. Pallone in mezzo e qua attenzione, ancora fasi di gioco particolarmente confuse. Allora vediamo, proviamo a raccontare cosa è successo. Qua è stato molto bravo nel colpo di testa intanto risolviamo qualche piccolo problema di audio. Dicevo, è stato molto bravo qua nel colpo di testa Giuseppe Meloni, poi però è stato altrettanto bravo Pittalis con un bel corpo di reni a intervenire, a dire no al raddoppio del Carbonia. Carbonia che opera adesso un secondo cambio, entra il numero 19 Diego Pinna al posto del numero 2 Fabio Mastino. Anche per Mastino una gara attenta, in realtà senza grandissimi problemi. Le discese di Mura da quella parte hanno creato sì qualche problema, ma non sono state, diciamo, la trama principale di questo match, che vede ancora la formazione dell'Atletico Uri soccombere quando siamo giunti al minuto 28esimo. Pallone fuori, allora Uri che può ancora una volta ripartire dalla rimessa laterale affidata a Gavino Olmetto. Cardone, pallone lungo a trovare, a cercare, o meglio Calaresu. Ancora Olmetto, pallone da quella parte c'è il numero 9 Scognamillo. Arriva anche il primo cambio per la formazione di Massimiliano Pava. Entrano, anzi un doppio cambio, perché entra il numero 14 e il numero 19. Si tratta di Ivan Coraduzza e di Marco Carboni. Dunque forze fresche anche per l'Atletico Uri. Ad uscire il numero 3 Gavino Olmetto. Adesso andiamo a fare quadrato e capire chi è il secondo giocatore uscito dal terreno di gioco per fare spazio al doppio cambio voluto da Massimiliano Pava. Massimiliano Pava che prova a caricare i suoi in questo momento che è assolutamente delicato, perché siamo giunti al minuto 30esimo della seconda frazione. Dunque ancora 15 minuti più recupero per l'Atletico Uri per provare a raddrizzare un match nel quale non ha demeritato, ma a dire la verità non ha saputo costruire dei pericoli così particolarmente accesi, cosa che non ha fatto in realtà neanche il Carbonia. Non è stato una sfida fino a questo momento ricca di emozioni come ci si poteva aspettare, soprattutto in virtù, attenzione qua perché c'è un errore di Pittalis con Cassama che mette in mezzo, e poi anche un po' fortunato Pittalis perché Cassama sceglie di calciare forte in porta, però arriva a colpire proprio nella traiettoria il portiere, che anche involontariamente riesce in questo importante intervento che mantiene ancora sull'1-0 il risultato. Eccolo il nuovo entrato dell'Atletico Uri che riesce a andare via e a mettere in mezzo questo pallone e a servire anche molto bene Mura. Si trattava di Marco Carboni. Era, dicevo, difetto di controllo da parte di Pittalis, che rischiava di diventare un serio infortunio di gioco. Pittalis che poi anche un po' fortunosamente, con la complicità di Cassama che non è riuscito a piazzare il pallone dove voleva, a tenere fermo il risultato sull'1-0. Pallone in profondità molto bene ancora qui da parte di Meloni a favore anche lui del nuovo entrato, cioè di Daniele Contu. Scusate, del numero 16 Luca Orgiana. E allora occasione da una parte e dall'altra, ma nulla cambia in termini di risultato, sempre 1-0 per il Carbonia qui contro l'Atletico Uri. Ricordo, finale regionale della Coppa Italia di eccellenza, in palio c'è un pass per la fase nazionale. Fadda a servire numero 19 Carboni, che mette ancora una volta un gran pallone in mezzo. C'è Mura da quella parte che a sua volta prova questo traversone sul quale si avventa subito il giocatore con
Vediamo un po' di chi si tratta, ci sembra sia il nuovo entrato, dovrebbe essere il numero 19, no, il numero 9, scusate. Tentativo dunque di Scognamiglio che non è riuscito a sfruttare come forse poteva in maniera migliore il bel cross da parte di Luca Mura. Non c'è dubbio che Carboni abbia dato un pizzico di verve in più alla formazione dell'Atletico Uri, si è centrato già 2 o 3 volte, riuscendo poi a mettere in mezzo dei buoni palloni, anche dei buoni suggerimenti. Corraduzza da quella parte, questa volta a cercare per vie centrali, Uri un pizzico più convinto. Dalle parti a quelle parti c'è ancora Mura che riesce ancora a tenere questo pallone per la terza volta, però non è così. Ancora Uri, però un errore qua di disimpegno da parte del Carbonia, pallone che viene messo in mezzo. C'è da quelle parti Marco Carboni, il pallone finisce fuori, ma c'è ancora Uri in attacco, squadra che chiede a gran voce il sostegno da parte dei propri tifosi. Prova a raccogliere tutte le energie rimaste la formazione di Max Pava, attenzione però perché non bisogna scoprirsi. Carboni ancora mette in mezzo per Calaresu, giocata aerea da parte di Calaresu che per poco non riesce a anticipare Fortuna. Non è così, è più abile il portiere in uscita, pallone che dunque viene braccato dall'estremo difensore del Carbonia. Andiamo a registrare il minuto di gioco, è il 34esimo, quindi c'erano ancora 11 minuti più recupero. Sembra azzeccato il cambio di Max Pava con Carboni sulla fascia sinistra, eccolo qui. Qui non è precisissimo, favorisce in ogni caso in qualche modo Calaresu, che scarica ancora per Corraduzza. Si svolge tutto qui sulla fascia sinistra, da quella parte c'è anche Fadda che chiede un po' troppo, pallone però ancora buono, no, non è così secondo l'assistente, ma è ancora pallone per l'Atletico Uri, ancora con Carboni che adesso si fa un pizzico più presente anche in mezzo al campo. Pinna, Mura, va molto bene via Mura, poi però il tentativo era probabilmente quello di un cross, colpisce male il pallone, allora diventa una, attenzione, bellissima giocata qua di Meloni con una finta di corpo che riesce ad andare via. Più rapidi però, più rapida la difesa dell'Atletico Uri che ancora parte con Tedde. Carboni è un pizzico rinunciatario che si presta solo a gioco di rimessa in questa fase finale. Si riparte ancora dai piedi di Corraduzza. Carboni, respiro dalle parti ancora di Tedde, ancora per Fadda. Corraduzza, Fadda cerca di trovare il pertugio giusto, l'Atletico Uri, Scognamiglio tocca per ultimo e sarà ancora calcio d'angolo per l'Atletico Uri con un nuovo cambio, questa volta ancora una volta da parte del Carbonia, è il terzo, entra il numero 13 Matteo Saias. Con tutta calma guadagna la panchina il numero 4 Stefano De Murtas. Pizzico di peso e di fisicità in più per il Carbonia, soprattutto in questa fase finale della sfida, rimessa molto lunga qui da parte dell'Atletico Uri con Tedde che recupera questo pallone, da quella parte per Mura, il pallone è buono secondo il direttore di gara. No, non è così, invece viene fischiato un fuorigioco, un po' in ritardo da parte dell'assistente. Gran pallone qua da parte di Tedde comunque per Mura che aveva attaccato molto bene lo spazio. Minuto 37esimo, 1-0 ancora per il Carbonia, ma è un altro Atletico Uri in questa fase di gioco. Gioca il tutto per tutto mister Massimiliano Pava. Fortuna, rinvio lungo, Cassama,
che serve molto bene lungo per Mattia Cordedu, mette molto bene giù, pallone in mezzo, da quella parte c'è Pittalis, ha fretta di ripartire ovviamente Pittalis e lo fa subito dalle parti di numero 6 Nicola Sanna. Qui è fuori misura il suggerimento per la coppia d'attacco formata da Scogliamiglio e Calaresu. C'è il Carboni ancora in attacco da quella parte con Meloni, se ne va via molto bene Meloni, che mette un pallone a giro che per poco non trova l'angolino alla sinistra della porta difesa da Pittalis. Bravo qui Giuseppe Meloni. Ma deve rischiare necessariamente sempre di più, qualcosa di più l'Atletico Uri, per provare a raddrizzare qua una svirgolata da parte della difesa del Carbonia. Controlla male Corraduzza, può ripartire ancora il centrocampo della formazione mineraria, questa volta dai piedi del numero 15 Nicola Serra. Attenzione perché colpisce Carboni e poi si porta direttamente oltre la linea laterale. Carboni ha tutto il tempo di mettere in mezzo, lo fa però in maniera decisamente imprecisa. Qui Marcelino Pava, il labiale è sembrato prova ad andare avanti, spinge un pochettino, attacca lo spazio, in effetti c'era tutto il tempo per avvicinarsi. Arriva un altro cambio ancora per il Carbonia. Eccola dunque l'interruzione, dentro il numero 17 Daniele Contu e c'è un cambio anche per l'Atletico Uri, dentro Giuseppe Daga che prende il posto di Nicola Sanna. Quindi Daga per Sanna, e mentre termina così la partita di Sariang Kassama. Prezioso, ma insomma non così determinante come ci si poteva attendere. Nella fase iniziale ha avuto anche una bella occasione una decina di minuti fa, non è riuscito però a colpire come poteva e regalare così il doppio vantaggio al Carbonia. Si perde ancora un po' di tempo, nel frattempo il cronometro segna quasi il 40esimo che scocca proprio in questo momento. 40esimo dunque, 5 minuti più recupero. Vediamo se il Carbonia riuscirà a resistere. Atletico Uri che si posiziona con 3 giocatori là davanti, dunque il modulo ci sembra essere quello del 4-3-3. Vediamo un po' Calaresu che riesce ad andare via qui in mezzo, addirittura 4 giocatori, e per poco non inganna Fortuna, che comunque non si fa tradire dal suo senso di posizione. Colpo di reni per lui e dunque pallone agevolmente recuperato. Rinvio lungo, Fortuna. Si riparte ancora con il Carbonia sull'out di sinistra, pallone messo in mezzo, scivola però Giuseppe Meloni. Vediamo come costruirà questa ripartenza. Parte a sprombattuto l'Atletico Uri in questa occasione, non c'è nessun fallo fischiato dal direttore di gara nei confronti di Alessio Fadda, che aveva deciso di fare tutto da solo. Attenzione, solo Meloni praticamente per il Carbonia, da quella parte coadiuvato dal numero 19 Diego Pinna. Angheleddu, Meloni, suggerimento ancora per Daniele Contu sulla sinistra, colpisce però per primo Corraduzza, che intanto è andato a ripiegare proprio sull'auto di destra dopo aver costruito molto bene proprio insieme a Cherchi nella fase centrale, appena entrata in campo. Le migliori occasioni per l'Atletico Uri
Mister Pava decide però adesso di spostarlo sulla fascia destra, lasciando un pizzico sguarnito invece qua all'out di sinistra, dove sono Fadda e Carboni, che è posizionato a dare un po' di supporto in più all'attacco formato da Calaresu e da Scognamiglio. 4-3 dunque dell'Atletico Uri, con Scognamiglio che adesso riesce a fatica a mettere giù, a proteggere questo pallone. Vediamo se riuscirà a cambiare gioco. Lo fa da quella parte dove c'è Fadda che mette giù, difetto di controllo di Fadda, che usa anche in maniera abbastanza strana il suo piede destro. Era più agevole il mancino in questa occasione. Attenzione con Carboni che va a riaccentrare, mette in mezzo, da quella parte c'era Mura, pallone però troppo lungo ancora dalle parti di Fortuna. 43esimo, 2 minuti più recupero. Meloni ancora Mura, prova a spizzare all'indietro di testa, si riparte ancora però col Carbonia che lancia molto bene Mattia Cordedo. Vediamo qual è il controllo, validissimo da parte di Cordedo che mette in mezzo per Pizzalis. C'è Fadda da quella parte, scarica per Cherchi, molto arretrato in questo caso l'attaccante dell'Atletico Uri, che non riesce ad andare via, si rialza però subito Uri, che deve rimettere in gioco subito questo pallone. Lancio lungo a cercare Calaresu, inesauribile l'attaccante dell'Atletico Uri, ha corso, fatto salire la squadra, protetto diversi palloni, si è reso anche protagonista di almeno 2 colpi di testa a fil di palo. Non è però bastato per regalare almeno il pareggio ai suoi. La pressione del Carbonia a creare un pizzico di ritardo nella costruzione della manovra da parte dell'Atletico Uri, che qua riesce comunque con Tedde. Il tocco ancora per Calaresu da quella parte, prova ad andare via Calaresu, subito raddoppiato addirittura in 5 giocatori con la maglia rossa. Attenzione perché qua ha un po' di vantaggio, prontamente recuperato, ma c'è molto bene il passaggio in profondità ancora per il numero 17 Daniele Contu, pallone che viene recuperato ancora da Luri, che lancia molto lungo, interviene però come al solito con l'ultimo senso di posizione Federico Boi, e Carbonia che può ripartire. Sono tre i minuti di recupero per le speranze dunque dell'Uri. Attenzione però perché l'attacco è ancora del Carbonia, ci sembrano un po' pochini 3 minuti di recupero considerando i diversi momenti di intervallo del gioco che ci sono stati soprattutto in questa seconda frazione, con intanto il direttore di gara si avvicina da Massimiliano Pava, probabilmente riteniamo che infatti la protesta da parte dell'ex tecnico della Tedolce sia proprio dovuta al fatto che i 3 minuti di recupero sono un po' pochini, e infatti i minuti di recupero dunque decisi dal direttore di gara, il signor Alberto Ricorgiolas, che dunque integra con altri 3 minuti di valutazione personale con tutta probabilità il recupero per questa sfida, e ci sentiamo di dire una scelta assolutamente corretta, perché come avevamo fatto osservare in precedenza gli intervalli di gioco erano stati diversi e dovuti per lo più per carità delle situazioni di gioco, dei leggeri infortuni di gioco che comunque avevano più volte richiesto l'ingresso in campo da parte dello staff sanitario. Dunque continuiamo a raccontare, quando siamo al minuto 47esimo, questa sfida tra Carbonia e Atletico Uri, finale della Coppa Italia regionale di eccellenza. Vediamo quale sarà la reazione di impeto finale da parte dell'Atletico Uri. Pallone lungo, da quella parte c'è Calaresu, Cherchi, intervento forse col braccio, fischiato a Calaresu in questa occasione. Sembra questa la scelta da parte del direttore di gara, e allora si riparte
con questo fischio che favorisce la formazione mineraria. Fortuna. Ted colpito un po' duro al piede qui. Meloni che poi riesce a conservare questo pallone in lancio a favore di Mura. Qui un pizzico di apprensione da parte di Diego Pinna, che regala un calcio d'angolo alla formazione dell'Atletico Uri. A questo punto tutti su, i giocatori dell'Atletico Uri, tranne il portiere Pitalis. Solo Cherchi e il numero 14, no scusate, solo Coraduzza a presidiare. Intanto è arrivato questo corner, ma ancora una volta un intervento irregolare da parte dell'Atletico Uri. 49esimo, 48-13 per l'esattezza in questa fase finale. Ricky, mi mandi un messaggio. Pallone svircolato qua dalla difesa del Carbonia, pallone subito in campo, però rimesso in gioco dalla panchina dell'Atletico Uri. 49esimo esatto che scocca il nostro cronometro in questo momento, dunque ancora 2 minuti per le speranze dell'Atletico Uri. Ted. L'1-2, ancora però tutto facile per il Carbonia, ancora un tentativo da parte di Ted, attenzione, perde questo pallone e c'è questa ripartenza che favorisce il numero 17 del Carbonia, Daniele Contu. Attenzione, Contu che prova a superare l'avversario, pallone però che viene poi recuperato con, avete visto in precedenza, problema fisico al braccio sinistro nei confronti di Mattia Cordeddu. Ted, pallone per Calaresu in mezzo a praticamente 8 uomini maglia rossa del Carbonia. Calaresu non può fare il miracolo, perde questo pallone. Minuto 50esimo, 60 secondi esatti. Mura sulla destra, scarico per il numero 2 Pinna, ancora Mura, mette in mezzo, tutto facile per il colpo di testa di Angeleddu, ancora Coraduzza, ancora per Mura, bel passaggio filtrante dalle quelle parti, però c'è il numero 13 Matteo Saias e dunque pallone recuperato dal Carbonia, che a questo punto deve far scorrere gli ultimi 30 secondi di questa sfida. Dunque si avvicina un primo importante successo per la formazione mineraria, la Coppa Italia che apre le porte al confronto nazionale contro la squadra che ha vinto la Coppa Italia regionale del Lazio, ovvero il Real Monterotondo Scalo, squadra che ha battuto per 2-1 il Villalba Ocres Moca nella finale di Ladispoli. Giochi sembrano praticamente fatti, vediamo che cosa succede però ancora qui sul prato del Tino Carta di Oristano. Cherchi tocca ancora per ultimo il Carbonia, finisce così il Carbonia, dunque vince la Coppa Italia di eccellenza regionale, lo fa con un gol di misura di Giuseppe Meloni, colpo di testa che arriva nei primi 20 minuti della prima frazione, un bel colpo di testa su un cross del mancino Cassama. Insomma, questo dunque il risultato finale di questa bella manifestazione qui negli impianti di Sarodia a Oristano. Ora ci saranno le
consuete operazioni, cerimonia di premiazione, noi vi rimandiamo a quelle che sono le consuete interviste sui canali di Directa Sport e vi invitiamo a stare con noi soprattutto nella giornata di domani, dove ci sarà tanto calcio regionale, incursioni nel campionato di promozione Girone A. Raccontiamo la sfida tra Tarros e Monteponi e tra Villacidrese e Capoterra. Racconteremo la nostra consueta finestra sul mondo sulla promozione Girone B, quello tra Stintino e Lanteri. Per quanto concerne la Villacidrese era ovviamente, me ne scuso, il campionato di prima categoria, ma anche tanto futsal. Insomma, state con noi sempre su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.